24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Necessario adeguamento del welfare all'invecchiamento della popolazione, famiglie più povere e incapaci di risparmiare, situazione ambientale migliorabile sotto molti aspetti. Sono questi i tre punti generali su cui le parti sociali sono state chiamate a discutere lunedì nell'ultimo incontro di Officina Veneto, voluto dal gruppo consigliare Lega Nord. In Veneto l'adeguamento del sistema di welfare diventa una priorità, puntando soprattutto a meccanismi che vedono l'assistenza domiciliare come via preferenziale. Il reddito a disposizione si contrae, ma si rivela anche un'incapacità di adattamento dei comportamenti di spesa all'attuale situazione economica. Sul fronte ambiente, nonostante i dati ufficiali mostrino un Veneto che nel 2008 destinava all'ambiente oltre il 67% delle spese nazionali in questo settore, c'è ancora del lavoro da fare. Le numerose aziende in crisi denotano come il modello economico basato sul profitto e sul possesso dei beni debba essere ripensato in un'ottica alternativa, anche con la creazione di nuovi modelli sociali e relazionali. Per un'impresa uscire dalla crisi è possibile. Sicuramente deve intanto rimettere al centro le sue risorse umane. Le persone con cui l'azienda lavora, con cui ha relazioni col suo territorio, deve ripensarsi in una dinamica completamente nuova e diversa, nel senso che la reciprocità deve essere veramente pensata e progettata rispetto a un beneficio che non può essere solo l'utile prodotto da mettere in tasca, ma l'utile che genera lo stare insieme, il lavorare insieme, il generare un benessere. Gli esempi che funzionano non mancano, come il commercio equo-solidale, le banche etiche che finanziano le imprese garantendo la massima trasparenza negli investimenti e nella gestione del risparmio, o ancora l'imprenditorialità sociale, le cui finalità sono rivolte principalmente al servizio delle comunità e della società. Nei primi 6 mesi del 2011 le quotazioni di Rovigo hanno registrato una diminuzione dell'1,9%. Nella zona più centrale della città si registra una ripresa delle compravendite e una diminuzione delle tempistiche di vendita. Gli investitori hanno movimentato il mercato indirizzandosi su immobili da mettere a reddito oppure già locati. Si tratta spesso di famiglie che hanno dei risparmi, investono cifre medie di 80-90 mila euro e poi affittano intorno a 400-420 euro al mese. A Rovigo c'è infatti un buon mercato delle locazioni. Le zone più interessate da questo tipo di acquisti sono San Bortolo, Sacro Cuore, Commenda Est e soprattutto il centro storico. Le quotazioni di vendita di un'abitazione usata e abitabile si aggira intorno a 800.000 euro al metro quadro. Le novità di quest'anno avremo sicuramente, la novità più grande è quella della dimostrazione della Dance Dog, che noi non abbiamo mai affrontato come gruppo cinofilo e che vorremmo venisse valorizzata un po' meglio nel nostro territorio. Avremo le squadre della Polizia Cinofila di Stato, le squadre della Scuola Italiana Cani da Soccorso e ancora la protezione civile con il gruppo cinofilo del Gelso. Avremo tante manifestazioni collaterali che seguiranno la nostra internazionale. Saranno 22 giudici provenienti da tutto il mondo, abbiamo un canadese, abbiamo un americano, abbiamo austriaci, tedeschi, francesi, olandesi, inglesi, mi perdonerà qualcuno se non l'ho menzionato. Avremo dei numeri molto interessanti per quanto riguarda gli alani, i golden retriever, i bassotti, i bulldog, abbiamo veramente tanti cani per tutti i gusti, vi aspettiamo tutti quanti. Un marocchino trovato in possesso di droga è stato arrestato insieme ad altri immigrati clandestini, fermati nell'ambito dei servizi di prevenzione e controlli antidroga della questura di Padova.
L'attività di controllo del territorio, denominata Modello Padova, è volta ad arginare fenomeni dell'immigrazione clandestina e dello spaccio di stupefacenti. Sono stati interessati vari quartieri cittadini, tra cui zona Borgomagno, Prato della Valle e Area Stazione, individuando diversi irregolari che sono stati portati in questura a disposizione dell'ufficio immigrazione. A seguito delle segnalazioni degli abitanti della zona Forcellini, il clandestino è stato arrestato perché trovato in possesso di oltre 170 grammi di eroina. Il salvanavi fantasma di Selex. Il sofisticato impianto progettato dalla società di Finmeccanica per tutelare i viaggi delle navi doveva essere operativo già il Giglio a inizio 2009. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.